campioni di domani che vogliono essere protagonisti quest'oggi. Signori e signori della Belvote Arena, Stefano Testoni con immagini di Futsal Veneto TV e Roblox a raccontarvi le semifinali Under 17 per il titolo regionale. In campo Antenor Sport Padova in completo rosso e la marca Futsal Montebelluna bianco-azzurra a strisce verticali. Le prime due contendenti di questo pomeriggio a Belvoteca Arena, che continuerà poi con il match tra Bisciola e Futsal Cornedo. Le migliori 4 dopo i turni di qualificazione. L'applauso con tanto di trombate generali qui dalla Belvote Arena, spalti gremiti con tanti genitori, amici, tifosi per assistere allo spettacolo del Futsal giovanile veneto. A dirigere l'incontro il duo veronese formato da Nicolai Bozzolan e Pietro Ferro. Andiamo con le informazioni. Marca Futsal Montebelluna con mister Giobatta Bianchini che schiera con il numero 1 Stefanuto, con il 3 Rossi, con il 4 Olivotto, 5 Marchiori, 7 Binotto, 8 Tedesco, 9 Raggi, 10 Bolzonello Matteo il capitano, 12 Robazza, 14 Codreano, 15 Doresan, 16 Martine. L'Antenor Sport Padova di mister Alberto Rodriguez schiera con il numero 1 Mancin, con il 2 Beraldo, con il 3 Luca Galleazzo, con il 4 Salvato, 5 Pesce, 7 Enriete, 8 Scarabello, con il 9 Zarè, con il 10 Alberto Rodriguez Molino, con l'11 il capitano Simone Melchiori, con il 12 Go e chiude con il 20 Paolo Galleazzo. Due formazioni che sono arrivate qui dopo la vittoria della scorsa settimana. Intanto salutiamo anche Pipega, ciao Pipega, è già arrivato qua uno dei giocatori del Futsal Cornedo. Antenor Sport Padova che è arrivato a questa sfida dopo aver battuto 4-2 il Futsal Giorgione, doppietta di Scarabello, gol di Pesce e Beraldo. Marca Futsal invece che ha espugnato il campo della Fenice, della Mestre Fenice, per 6-2 con triplete di Raggi, doppietta di Bolzonello e un gol di Binotto. Proprio quella Fenice, non c'era ancora stata la fusione con Città di Mestre, che aveva battuto proprio i trevigiani nella finalissima del scorso anno 5-0. Sarà proprio la marca Futsal Montebelluna con Gabriele Enriete, il bomber di questa sfida, 40 gol per lui nel girone A. Si parte. 30 minuti da vivere tutti d'un fiato in questa sfida con l'Antenor che subito ha alzato il baricentro per dar fastidio al tentativo di gioco della formazione della Marca Futsal Montebelluna, che è ripartito con il portiere Stefanuto. Qui intanto non è preciso il passaggio in indirizzo del capitano Matteo Bolzonello. Dunque primo possesso di gioco per la formazione di mister Rodriguez, che schiera in campo con il 2 Beraldo, visto il 7 Enriette, con il 9 c'è Darè, poi anche il capitano Melchiori, proprio lui che tocca il pallone nel partito di partenza. Tra i pali c'è Alessandro Go, il portiere con la maglia numero 12, che ha segnato già 2 gol, 4 invece ne ha messo a referto il collega Carlo Stefanuto. Qui intanto la percussione, il tiro, il palo esterno del numero 7 Gabriele Enriette, che vediamo subito nel replay. Sicuramente TV Roblox, Andrea, Matteo, Gianmarco là in cabina di regia, intanto palla lunga e il pallone resta lì. Poi è bravo il numero 12 Go a servire un pallone a Enriete, si fa vedere sul corsia dell'Ale Beraldo. Enriete cerca di andare sul fondo, lo schema non è arrivato perché è bravo Tommaso Binotto a prendere il tempo, il pallone, il tiro. Poi dalla distanza dell'alto Tommaso ce ne sono ben 3 Marchiori, entrambi Marchiori e Binotto hanno segnato 19 gol, e l'altro Tommaso è il numero 4 Olivotto, che la scorsa settimana è stato protagonista nelle finali Under 15 un 2010 di sicuro interesse. Attenzione, intanto il tiro dalla distanza non va a buon fine, recupera palla Gioele Beraldo che poi cade a terra, viene recuperata dalla formazione trevigiana con la girata del capitano Bolzonello, non c'è deviazione, dunque potrà ripartire. Noi rivediamo anche prontamente con il replay, spiegamento di forze anche quest'oggi per quanto riguarda telecamere, regia, controregia e via dicendo, per dar luce a questi giovani talenti. Qualcuno sicuramente la settimana prossima, il 24, salirà anche sul pullman con partenza da Marghera per quello che sarà il viaggio verso il torneo delle regioni in Emilia Romagna, un viaggio che ci auguriamo per gli appassionati ma soprattutto per i protagonisti possa essere davvero importanti, per i ragazzi del Veneto che difendono la maglia con il leone
sul petto. Fallo laterale con il numero 3 Rossi che imbecca dietro per il suo capitano, un tiro sporco, quello del numero 10 Matteo Bolzonello, dunque può ripartire la Marca Futsal Montebelluna dalla propria metà campo. Ottimo l'inserimento palla per il numero 5 Tommaso Marchiori, che però non riesce ad addomesticare la sfera, dunque occasione sprecata per la squadra di mister Giobata Bianchini. Una squadra, la Marca, che è chiusa terza nel girone B con 54 punti, 17 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Ha vinto invece il girone A l'Antennore Sport Padova, che non ha mai conosciuto sconfitta quest'anno, 20 vittorie che poi diventano 21 con il turno preliminare e 2 pareggi soltanto per 2 squadre che hanno segnato tantissimo, addirittura 226 gol fatti della formazione pattavina, 179 per quella trevigiana, che in campo ha comunque la miglior difesa, soltanto 29 gol subiti, dunque numeri bene o male che si assomigliano molto in una partita che non lascia tanto a pensare a studio delle due squadre, che hanno iniziato subito a manovrare entrambe per cercare di dare qualche problema a Stefanuto, per dare la Marca, e Do dell'Antennore. Attenzione qui intanto sul fondo con il numero 2 Beraldo, recupera però bene Rossi che fa ripartire Marchiori. Marchiori si faceva vedere in mezzo all'area Bolzonello, una palla deviata e recuperata dall'Antennore, che può ripartire, ridistendersi da dietro. Riette cerca di rilanciare lungo per il suo capitano Melchiori, palla che però viene recuperata senza problemi da Stefanuto. Ricordiamo 4 gol per lui, 2 li ha segnati l'altro collega portiere dell'Antennore, insomma 2 portieri che hanno anche un buon piede. Per sentire intanto in sottofondo, lo sentirete sicuramente, l'urlo dei tifosi, ripeto, sono tanti, arrivati sia dalla Marca che dalla vicina Padova. Bottega Arena comunque dislocata in una posizione centrale per il futsal regionale. Il futsal regionale che dopo le semifinali dedicate all'Under 17 invece andrà a gustarsi le semifinali della Coppa Veneto di Serie D, alle 19 Trissino Promo e poi alle 21:30 Calcio 2000 contro Martellago. Domani invece il programma prevede le 2 finali alle 16:30, quella tra l'Under 17, poi alle 19 si chiuderà la giornata con il match di Serie D. Qui intanto non c'è il fallo, fa continuare il direttore di gara, palla troppo profonda per Melchiori, recupera una contro-break con appunto Melchiori che cerca di andare sul fondo, si allunga però il pallone, Riette gli dà una mano, recupera palla, fa girare ora per il numero 9 Dare, che ha detto ai suoi di stare tranquilli. Simone Melchiori, il capitano dell'Antennore, gira palla a sinistra per Beraldo punta l'avversario, poi uno scavetto, recupera palla Beraldo Dare si gira, cerca di servire un compagno, il pallone sul rimbalzo arriva sul destro di Henriette, che torna da Re. Melchiori, il capitano dell'Antennore, gira palla dietro verso Dare va a caricare il destro, lo conclude, trova la deviazione del numero 7 Binotto, dunque Antennore che potrà ripartire con un calcio d'angolo. Un Antennore che qui comunque alla Bottega Arena ha già vissuto grandi emozioni 2 anni fa, la vittoria della Coppa di C. Beraldo ancora per Melchiori, Henriette si muove, recupera palla per qualche istante, c'è poi una deviazione, dunque sarà rimessa laterale ora per la Marca Futsal, che manda in campo Erragi al posto di Binotto. Entra numero 9, 13 gol per lui in campionato, palla profonda, non ci arriva nessun giocatore della Marca. Erragi intanto però, che si era fatto pericoloso in avanti, bravo qui ad uscire dalla linea difensiva Henriette. Continuo fraseggio ancora con Dare, poi si è fermato il numero 5 Pesce,
qui va anche la scusa di Dara. Intanto pronto Paolo Galeazzo per mister Rodriguez ad entrare in campo, un paio di cambi pronti anche sulla riga nera che delimita il terreno di gioco per la marca Futsal. Intanto giocano il pallone Rossi, lo scarica dietro per Raggi che fa girare dalla parte opposta verso il capitano Bolzonello, si fa vedere, riceve palla Marchiori poi non precisissimo per Rossi, ancora Marchiori costretto a calciare lontano direttamente dalle parti di Alessandro Go, che si prende il pallone in sicurezza e fa ripartire il gioco per i suoi. 8 minuti intanto se ne sono già andati, sempre 0-0 il punteggio come da grafica in sovraimpressione. Qui intanto ha rischiato il capitano Melchiori che continua ad avere il possesso del pallone, lo scambio con Pesce, bello quindi inserimento di Melchiori, poi bravo a chiudere lo specchio di porta Marchiori, a negare il tentativo a Pesce e a favorire l'uscita di Stefanutto. Intanto il pallone era uscito, rimessa laterale per la marca e con il cambio dentro Paolo Galeazzo, maglia numero 20, va in panca a rispettare il numero 9 Francesco Dare. Galeazzo, un giocatore dotato di un gran fisico, va a prendersi l'uomo più vicino alla porta della marca, ora arretra perché la pressione della formazione trevigiana va sul fondo, un pallone in mezzo in due tempi, se lo prende Alessandro che fa ripartire veloce Enriette, il tentativo di passaggio, c'è la deviazione, sarà comunque rimessa laterale per la squadra Griffata Antenore, laterale con il pallone toccato ancora in fallo laterale, è entrato Giuseppe Tedesco, il numero 8, intanto è arrivato anche Robson Marani, totum del futsal Giorgione con la divisa quest'oggi. Attenzione, la palla dietro per un tiro a botta sicura di Samuele Pesce, non inquadra lo segno di porta, contropiede, bravo qui Go ad uscire ed evitare l'intervento di Riccardo Martini. Qui intanto era riproposto il replay per ripartire allora l'Antenore con Enriette, movimento per Galeazzo si gira ancora per Enriette che si accentra, Enriette il tiro, bravo a chiudere il segno di porta Stefanutto, recupera ancora Galeazzo, Enriette, un errore qui con la possibilità di ripartire per la marca che ha concesso un nuovo pallone all'Antenore che cerca di andare sul fondo con il capitano, poi c'è la deviazione di Tedesco in corner, soffre la formazione di mister Bianchini che a bordo area tecnica è andato a dare indicazione ai suoi ragazzi, non felice nella situazione precedente. Corner battuto dietro per Enriette, il numero 7 va a calciare, c'è sempre calcia, riceve l'applauso di Paolo Galeazzo mentre arriva il time out, aveva preso subito la lavagnetta mister Bianchini, non è felice di quello che ha visto nell'azione precedente che ha portato al corner Antenore, dunque corre ai ripari e chiama a sé nella tecnica la squadra. Qui intanto vedete con la grafica sempre fermi sullo 0-0 quando sono trascorsi 10 minuti, inquadrata la coppia arbitrale, entrambi veronesi, Nicolai Bozzolan e Pietro Ferro, i due direttori di gara che fischiano fin qui poco perché partita corretta, tutto 0 sul tabellone, anche situazione falli, insomma è al momento immacolata, non dire, è una partita comunque che è iniziata con entrambe le squadre che hanno cercato di proporsi a viso aperto. Intanto è arrivato anche il cucciolo di lupo alias Nicola Amoroso, il figlio del lupo Fabrizio Amoroso. Più tardi alle 16:30 la sfida tra Bissuola e Cornedo. Riparte allora con una rimessa dal fondo di Carlo Stefanutto la formazione di mister Bianchini e Raggi sulla destra, alza la testa Raggi, vuole lo scambio con Martini e Raggi, movimento palla profondo, recupera però la difesa delle Antenore con ora Galeazzo che lotta per il pallone, porta a terra Raggi, non c'è il fallo, Enriette
recupera la sfera quasi all'altezza della linea di metà campo, lo scarica dietro per il capitano Melchiori che torna ancora del 7 biancorosso, il tiro poi stoppato, poi va a ripartire la marca con Martini fermato, recupera proprio bene Erragi va a calciare un raso terra che esce di poco, c'è però il corner perché c'è una deviazione, l'ha vista il signor Ferro, dunque calcio d'angolo per la squadra bianco-azzurra. Intanto non va a buon fine questa soluzione di gioco e mister Rodriguez manda in campo Scarabello per Gabriele Enrietti ancora a bocca asciutto, il numero 7 Pattavino che ha segnato 40 gol nel girone A di categoria. Palla intanto per il capitano Melchiori, lo scambio con Galeazzo che va sul fondo, Galeazzo! La puntata dopo aver saltato Erragi, palla che si infrange sul palo esterno, guardate che bella la girata di Galeazzo che sfrutta il meglio il fisico, però non riesce ad indirizzare il pallone alle spalle di Stefanutto, secondo legno Antenore. Inizia a fare un po' i conti anche con il palo e la formazione di mister Alberto Rodriguez, decano del futsal regionale. Erragi intanto va sulla coscia di sinistra, Erragi cerca di mettere in mezzo un pallone, viene fermato dalla doppia marcatura, allora può resistendersi in Antenore con il bravo tedesco che devia in fallo laterale. Intanto è rimasto a terra Erragi, va subito a sincerarsi su condizione anche Scarabello, speriamo nulla di grave per il numero 9 bianco-azzurro. Ringraziamo intanto per l'acqua il buon Michele Di Giambattista, responsabile del settore Veneto di calcio a 5. Intanto esce zoppicando Erragi, aiutato anche da Mayra Foltran, operatrice sanitaria della formazione trevigiana. Speriamo di rivederlo subito in campo. Erragi, intanto una rimessa laterale già battuta dall'Antenore, 15 minuti intanto stanno per andare, sempre 0-0 il punteggio, palla per Galeazzo, giro palla dietro verso Melchiori, fa possesso l'Antenore e cerca il varco giusto per andare a punire la difesa della Marca che si era difesa bene, recuperando il pallone, ci torna un distante con Martini. Ora Galeazzo, addirittura ultimo di movimento il pivot, il 20 Padovano, qui intanto non si intende nella chiusura del triangolo con Samuele Pesce. Ribattuto intanto il tiro da Go, palla messa dentro all'indirizzo di Bolzonello, recupera la difesa dell'Antenore che poi si rifugia in rimessa laterale e può ripartire allora la squadra patavina. Avevamo visto arrivare prima il cucciolo di lupo, adesso abbiamo proprio qua il lupo davanti a noi e là c'è l'altro cucciolino di lupo. Ciao cucciolino. La femmina amoroso qui ad assistere a questa prima semifinale. Qui intanto è arrivato il primo fallo commesso dal numero 10 Bolzonello, era in ritardo, primo fischio falloso indicato a rispettare la distanza il giocatore della Marca. Il capitano qui l'errore, può ripartire, allora attenzione con Binotto, tutto da solo davanti ad Alessandro Go, lo rivediamo nel replay dopo aver saltato in uscita a maldestra il numero 10 Rodriguez, ha scaricato fuori una ghiotta occasione, dunque anche la Marca fa paura in fase d'attacco. Intanto sulla pressione offensiva bianco-azzurra l'Antenore spara via un pallone in fallo laterale già battuto della Marca, si alza di qualche metro Stefanutto. Invito, la palla però è presa da Go che rilancia per Galeazzo, ma con il petto
si rifugia in fallo laterale Giuseppe Tedesco, quasi all'altezza della linea di metà campo, pronto il collega di numero Scarabello, il numero 8 dell'Antenore a far ripartire il gioco. Regala però un pallone che viene recuperato per qualche istante dal numero 7 Tommaso Binotto, e poi c'è Alberto Rodriguez, versione baby giocatore, che gioca il pallone. Galeazzo dietro lo scarico per Melchiori, eccolo qua Rodriguez Molina, qui perde il pallone il 10 Antenore che cerca di andare a recuperarlo, c'è la deviazione ma è bravo Go a prendere il pallone, evitare che finisca fuori. Servizio per Melchiori, Galeazzo ancora verso Melchiori, si fa vedere Rodriguez Molina, qui palla per Galeazzo, fermato, il pallone resta ancora lì per Melchiori, ancora un palo, questa volta un incrocio clamoroso, lo rivediamo, terzo legno Antenore, era stato bravissimo Simone Melchiori, con un tocco sotto poi è andato a trovare praticamente il no stampato dall'incrocio. Ancora Antenore pericoloso con un legno, palla con Melchiori, la bella giocata sponda pivot di Molina Rodriguez, Melchiori poi che calcia di poco alto, si infiamma la sfida a merito soprattutto fin qui di questi ultimi due frangenti della formazione patavina. Rivediamo intanto nel replay lo schema Antenore che ha portato al tiro il capitano Simone Melchiori, palla fuori di poco, rimessa laterale, intanto marca con Rossi che fa alzare Carlo Stefanutto, lo scarico verso Tedesco, giro palla marca che non si è fatto sicuramente intimorire, c'è viene sul fondo Binotto esce bene, poi si prende un corner, anzi no, una rimessa dal fondo, sembrava un corner, no, è così, il direttore di gara lo ha visto, infatti aveva indicato l'angolo, ci stava quasi disperando Tommaso Binotto, ma è bravo Nicolai Bozzolan ad aver visto il tocco che c'è stato. Palla dietro per Bolzonello, si porta il pallone sul sinistro, danza poi sotto la suola con la sfera, va a calciare, ancora corner dalla parte opposta sulla deviazione di Alessandro Go, portiere dell'Antenore. Lo scambio ancora, palla prova tefrata per Go che avanza, fa ripartire veloce il contropiede dell'Antenore, ma è bravo a chiudere su da re il numero 8 Tedesco, ha salvato da un possibile contropiede, mentre entriamo tra pochi istanti nel giro del 20° minuto, sempre 0-0 lo score qui alla Belbotea Arena, palla per Beraldo che va sul fondo, Beraldo mette in mezzo, è bravissimo Carlo Stefanutto con il piede di richiamo a prendersi il pallone, a fare ripartire l'azione di suoi, scodellata la palla per Matteo Bolzonello, una palla però non agevole che non riesce a tenere in campo neppure il capitano della Marca, una Marca che ora si difende, alza Go, il suo baricentro sopra la linea di metà campo con il portiere di movimento in fase d'attacco, l'Antenore cerca di dar fastidio alla formazione trevigiana che si difende, si gira bene qui da Re, lo scarico dietro ancora per Melchiori che calcia, un tiro che arriva lì, dove va il gol del vantaggio di Gioele Beraldo al minuto 21, un pizzico di fortuna ma non guasta mai per il vantaggio patavino, era stato bravissimo Stefanuto, lo rivediamo nel replay, aveva detto di no, non aveva però trattenuto il pallone, pare che è rimasta lì, si è fatto trovare poi libero il numero 2 Gioele Beraldo che ha calciato ma non tanto verso la porta, deviazione importante di Stefanuto per regalare il gol alla squadra di mister Rodriguez che passa così in vantaggio e mette maggior pressione alla Marca che ora rischia di perdere un nuovo pallone, lo recupera però ancora la Marca, un contropiede possibile, bella palla per Raggi, e Raggi in mezzo il pallone per il capitano Matteo Bolzonello che si divora praticamente un gol fatto, ma c'è stata una deviazione, dunque si salva la difesa dell'Antenore, il tocco perfetto di Simone Melchiori che va a togliere la palla al collega capitano avversario per salvare la sua porta, un'azione difensiva magistrale dell'Antenore, quasi fosse un gol fatto dal possibile 1-1.
si resta sempre sul vantaggio per 1-0 dell'Antenore grazie al gol di Joele Beraldo, che ha segnato anche nella vittoria di sabato scorso contro il, attenzione, vi dato il tiro telefonato, contro il Futsal Giorgione. Ha avuto fretta qua Alessandro Goi, portiere, che si prende anche una ramanzina dal suo mister, che gli dice di stare tranquillo, non sprecare queste palle. Poi comunque lo applaude, va a sincerarsi che non sia successo nulla dentro la sua testa, perché la partita ancora è lunga e deve dimostrare ancora. Attenzione, qui palla per Raggi, il tiro è qua, la risposta subito a far vedere che lì c'è in partita di Alessandro Go. Rivediamo nel replay sul destro del numero 5 Tommaso Marchiori, palla lunga intanto, attenzione, fuori di poco di Carlo Stefanuto, 4 gol per lui già in campionato, con un tiro quasi preciso, palla lunga con le mani di Go proprio per Stefanuto, che fa rialzare i suoi dando la sfera a sinistra per Marchiori va via sul corso laterale, Marchiori mette di mezzo un pallone che ancora Bolzonello tocca ma non riesce ad indirizzarlo verso la porta di Alessandro Go. Intanto mister Rodriguez con i suoi, che dopo il gol hanno rischiato un paio di volte, chiama il time out per spezzare il ritmo alla Marche, per far rifiatare i suoi ragazzi che sono avanti 1-0. che cercheranno di arrivare al riposo avanti di una lunghezza. Il gol firmato da Joele Beraldo era più forse un tentativo di passare palla in mezzo, poi con la gambona distesa Carlo Stefanuto ha toccato con il tacco e si è infilato praticamente, provocando l'autorete, ha infilato il pallone alle sue spalle. Richiamati intanto in campo i 10 che torneranno a sfidarsi alla ripresa delle ostilità, con Alessandro Go che ha il pallone tra le mani, chiama lo schema per andare a giocare lungo probabilmente questo pallone verso il numero 9 Darè. Gioca Darè con il pallone sotto il piede, si accentra Darè, viene però fermato dal recupero tempestivo di Raggi, fermato a sua volta da Darè. Raggi scarica dietro per Stefanuto, che ha 4 secondi di tempo per rimpostare il gioco. Qui la deviazione con il pallone che poi viene toccato per ultimo da Bolzonello. Bravo qui Henriette a riprendersi il possesso palla, facendo carambolare il pallone contro il capitano della Marca. Una Marca che difende ora sulla ripartenza di Melchiori, che cerca di allungare il pallone verso Darè. È bravo Stefanuto ad arpionarlo quasi al limite dell'area. Il gioco intanto che non va a buon fine, il pallone che resta lì, esce, attenzione, il tiro preciso, poi spara fuori. Che pasticcio che stava per combinare la formazione dell'Antenore. Sull'uscita di Go poi è stato bravissimo a salvare il numero 7, mi pare Henriette, che ha salvato il pareggio. Stiamo quasi per chiamare, palla proprio per Henriette che si ferma, viene fermato da Raggi, protegge la sfera, si accontenta della rimessa laterale il 7 dell'Antenore. 4 minuti più l'eventuale recupero che verrà dato dal duo veronese Bozzolan e Ferro. Ancora Antenore con l'autore del gol che decide la sfida, Beraldo, che apre della parte opposta per Darè, cerca di andare da Beraldo, c'è però Stefanuto che mette in corner, tocca un pallone, poi si arrabbia un po' con se stesso, doveva lasciare scorrere la sfera a suo modo di dire. Palla intanto in mezzo, lo schema, tiro, il gol del raddoppio, griffato Antenore Sport Padova, uno schema da calcio d'angolo. Sì signor tenente, di fuori per Chissà, la ragazzina, la fidanzata, il numero 9 Francesco Darè porta a 30 i suoi gol stagionali e poi indica la testa ai compagni. Gran schema quello dell'Antenore per il 2-0 al 27esimo minuto.
con il bis firmato da Francesco Darè, che è andato a chiudere nel migliore dei modi uno schema d'angolo, 3 tocchi e poi la puntata del 9 Padovano. Un Antenore che è ancora in possesso palla, si fanno sentire forti nel rumore di sottofondo i tamburi dei tifosi genitori, amici Antenore. Intanto Stefanuto alza il suo baricentro, resta però nella sua metà campo, palla per Raggi che viene fermato, la protegge ancora Raggi, lo scarico per Rossi che fa girare palla verso il numero 5 Marchiori, ancora Raggi, si fa vedere Rossi e Raggi, la palla era per Bolzonello che recupera e la difende come può. Rossi, Marchiori, il 5 trevigiano viene fermato da Henriette, rimessa laterale comunque per la Marca, già battuta palla sul fondo per Marchiori, bravo qui Henriette a scodillarla poi lontano, il tocco di Darè che si perde il pallone, poi di testa Bolzonello indirizza la sfera verso le mani del suo portiere Stefanuto che rilancia lungo verso Rossi, il tiro, la giocata del numero 3 Francesco Rossi che rivediamo, quasi va a sorprendere Alessandro Go che è anche fortunato, si era anche allungato ma non sarebbe mai arrivato sul pallone, dunque resta immobile sullo 2-0 Antenore, che intanto con il corpo va a commettere fallo il numero 20 Bolzonello, già battuto questa punizione del capitano, intanto un cambio Galeazzo, qui rischio la confusione, il tiro, c'è ancora poi Raggi, deviazione in corner, anzi non era Raggi, scusate, era Rossi che è andato a calciare e si è ritrovato lì la respinta, eccolo qua infatti il numero 3 Francesco Rossi, non effettuato nel migliore di modi il cambio, ancora Marca da parte dell'Antenore, un po' di confusione che sta per favorire la formazione di mister Giobatta Bianchini, che ha battuto il corner, il pallone che resta lì quasi sotto al piede di Bolzonello e poi lo fa sfilare il numero 9 Darè, che batte il laterale cambiando lato verso il suo portiere Go. Mecchiori, palla lunga anche per Galeazzo, direttamente le mani di Stefanuto, meno di 30 secondi il recupero, al riposo, Rossi si muove, riceve il pallone il numero 5 Marchioli, poi però è bravo, buona guardia da Re che difende il pallone, lo rilancia lungo Go per Henriette che viene fermato, un fallo laterale da Rossi. Con la coda dell'occhio andiamo anche a controllare il signor Bozzolan Nicolai di Verona che tra poco decreterà il recupero, probabilmente un 2 minuti, i 2 time out, dunque ancora per 120 secondi assisteremo a questa sfida di tempi, intanto rilancio lungo, Bozzonello non riesce a prendere il pallone Riette, lo recupera comunque una rimessa laterale, non c'è deviazione, pronto a battere in modo veloce Binotto per Rossi, ancora Binotto va a cercare il tiro, il pallone che resta ancora lì, Bozzonello, bravo però Riette a deludere l'intervento del giocatore avversario, poi scarica dietro il pallone ancora per Marchiori, rischia qua la Marca, il pallone resta vivo, bravo Marchiori ad andare sul fondo, poi Galeazzo mette ancora in fallo laterale, soffre l'Antenore, ma la Marca non riesce a trovare lo spazio per aggredire in modo letale la formazione dell'Antenore, ancora una deviazione di Darè, vuole il rumore proprio Darè, chiamati tifosi a un maggior frastuono dagli spalti, tifosi che sono già felici del doppio vantaggio. Rossi, nuovo Marchiori, Rossi prolunga per Bolzonello, si fa vedere in mezzo Binotto che riceve il pallone, viene però fermato da Re, Binotto, lo scarico poi non preciso per Bolzonello che gioca di prestigio, recupera da distante l'Antenore, ancora però Marca in possesso palla nella propria metà campo, ora supera le linee di metà campo con l'invito per Rossi che sia di destra, va a calciare Rossi ma si mette tra il tiro e la porta Henriette, concede solo il laterale, 30 secondi al riposo, Rossi in mezzo, pallone, gol! Quella deviazione della rimessa laterale riapre la partita sull'out di Francesco Rossi, c'è la deviazione di Alessandro Go, andiamo a rivedere il replay, vediamo se è quella di Go, sì è proprio Go, non sarebbe stato gol se fosse entrato direttamente il pallone, dunque la riapre con l'autorete del portiere Alessandro Go,
la formazione di mister Giobatta Bianchini, mentre arriverà il duplice fischio del signor Bozzolan di Verona che manda le squadre al riposo con l'Antenore avanti 2-1 e una marca Futsal Montebelluna che l'ha riaperta in una zona Cesarini, e allora vivremo sicuramente un secondo tempo ad alta tensione. Da Stefano Testoni con immagini di Futsal Veneto TV di Ropios, appuntamento tra una decina di minuti di nuovo qui live sulla pagina YouTube di Futsal Veneto TV.
in campo al Tenero Sport Padova e marca tutto Montebelluna con i padovani avanti 2-1 dopo i primi 30 minuti di questa prima semifinale regionale Under 17. Si parte dal cerco di centrocampo con la squadra di mister Alberto Rodriguez che ha trovato il vantaggio con Beraldo, poi il raddoppio e gara riaperta con la deviazione del portiere Goku. Intanto Stefanuto si prende il pallone, indirizza verso Tedesco che non riesce ad addomesticarlo per l'avversario, poi la palla con il capitano, il numero 11 Simone Melchiori che approfitta dell'errore della difesa trevigiana per riportare dopo appena 30 secondi i suoi nuovamente sulla +2. Il pasticcio tra il numero 8 Tedesco e il suo portiere Stefanuto non si sono intesi ed è stato bravo il capitano dell'Antenore a metterci il piede e a portare i suoi sul 3-1. Deve reagire subito la squadra di mister Giobatta Bianchini che aveva ripreso la sfida nei minuti finali del primo tempo, quasi in pieno recupero. Palla intanto indirizzato non in gran modo per Marchiori che l'ha comunque recuperata, poi l'errore tentativo di ripartire per la formazione trevigiana, laterale Antenore, palla messa in mezzo con una deviazione sempre del numero 8 Giuseppe Tedesco che mette in fila laterale, pronto il capitano Melchiori a rimettere in movimento il pallone, ancora uno schema, era nato così il gol dell'1-0. Attenzione al tentativo della marca con il tiro deviato, Galeazzo poi spara lontano il pallone nella metacampo avversaria, soltanto out per la squadra di mister Bianchini, già battuto da Marchiori per Stefanuto che sale. Marchiori si fa vedere, riceve palla Tedesco, lo scambio da parte opposta con il numero 7 Binotto che torna ad avere possesso del pallone, poi c'è deviazione del numero 8 Scarabello dell'Antenore in fallo laterale, out, viene lasciato lì la palla che girava sulla linea nera ma non era entrata in campo, giusto continuare. Intanto il tiro soltanto esterno della rete, l'illusione del gran gol sul tiro di Tommaso Marchiori. Subito però Alessandro Goda alzare il dito a dire no, non è entrata, sarebbe uscito un gran gol. Qui intanto Galeazzo cercava l'invito con il attacco per la corrente Scarabello, un attacco non va a buon fine, lo può ripartire la marca. L'errore di Stefanuto con Rossi che aveva arrestato la sua corsa, un laterale regalato per la squadra Antenore che ha vinto, ricordiamo, il girone A con 60 punti, 20 vittorie e 2 pareggi nelle 22 sfide giocate, 17 successi e 3 pareggi con 2 sconfitte. Intanto il tiro con la parte alta della traversa a dire di no Tommaso Marchiori che alza lo sguardo al cielo e si dispera, la puntata qui non poteva nulla. Gran tiro di Marchiori che ora recupera il pallone e prova a far distendere nuovamente i suoi, ma Galeazzo si fa sentire con il fisico, costringe a dare dietro palla per Rossi, il numero 3 bianco-azzurro, poi cade Galeazzo il tiro, palla fuori, un rigore in movimento per il 20 Antenore che rivediamo un po' fuori il pallone, recupera ancora la marca in fase d'attacco con Tedesco, Rossi, Tedesco ancora, si fa vedere Marchiori che riceve proprio qui sotto la nostra postazione, da qui il vostro test vi racconta questa prima sfida tra Antenore Sport Padova e Marca Futsal Montebelluna con Marchiori che va sul fondo, tiene vivo il pallone, fa ripartire Galeazzo che viene però fermato in fallo laterale, palla possesso ancora per l'Antenore, mentre sono arrivati i blu amaranto del Cornedo e i giallo vivo fluo del Bissuola, sfida che vi racconteremo dalle 16:30 sempre qui live alla Belbotea Arena. Marchiori intanto si accentra, l'invito avanti per
Binotto, il movimento verso il numero 10 capitano Bolzonello, che mette giù il pallone, lo mette in fallo laterale Scarabello, ancora possesso Marca, Tedesco va sul fondo Marchiori, il pallone però era forse uscito, non è così, è comunque uscito alle spalle di Go, quindi sarà proprio il portiere numero 12 Lanteno a fare partire il gioco. L'ho già fatto per Rieti che scambia per il suo capitano Melchiori, avanza Melchiori, palla per Paolo Galeazzo si gira, fratello gemello tra l'altro del numero 3 Luca Galeazzo, numero 3 che ancora non ho visto entrare in campo, forse qualche problemino per lui, intanto è pronto Pesce a subentrare in corso d'opera. Galeazzo si gira, poi scarica per il corrente capitano Melchiori, palla deviata e comunque c'è un'intesa tra il numero 11 e il 20 dell'Antenore, ancora rimessa con Scarabello sul fondo per Galeazzo, il pallone messo lì dietro, deviazione Antenore, questa volta il pallone rimessa laterale per la Marca che batte veloce, palla per Raggi che era entrato come un fulmine dalla panchina, deviazione in corner, l'ultimo a toccare è stato il nero entrato Samuele Pesce, 28 gol per lui nel girone A under 17, intanto va a formare il trenino la formazione della Marca, vedremo come andrà a giocare questo corner, palla dietro per Raggi che lo scarica dietro, aiutandosi con Stefanutto, avanza Stefanutto, a 4 secondi di tempo lo scarica a sinistra per Marchiori cerca di andare a calciare una puntata della palla che però viene riconquistata per qualche istante dalla difesa dell'Antenore con il numero 10 Molina, Alberto Rodriguez, anzi no, era il capitano, l'11 allora Simone Melchiori che spara via. Stefanutto intanto sopra ancora la linea di metacampo, Raggi, gioco palla dietro per Tedesco che lo scarica a sinistra verso Marchiori che torna ancora dal lato opposto per Raggi. Tedesco deve avanzare, viene fermato, laterale Antenore, ha visto un tocco bianco-azzurro, la forma il direttore di gara veronese signor Nicolai Bozzolan, dunque laterale già battuto dall'Antenore, palla ottima per Pesce che viene fermato con una bordata in fallo laterale dal numero 8 Giuseppe Tedesco, ancora Antenore, rimessa che deve essere ripetuta perché il pallone questa volta sì, si muove sulla riga nera ma in modo vistoso, dunque già battuta dietro con lo scambio da aprire la parte opposta per Tedesco che cercava una diagonale all'indirizzo di Marchiori, viene però chiuso da Re, dunque sullo laterale con la Marca che riparte dalla propria metà campo, lo scarico a sinistra per Marchiori, Darari conquista il pallone, non se ne accorge, il tentativo di ripartenza di capitano Bolzonello, volevano un fallo, non mi sento di dire di aver visto una mano avversaria, intanto cerca di andare sul fondo, viene però fermato nel duello tra numeri 5 Pesce, fermato dal collega del numero Tommaso Marchiori. 8 minuti intanto, 3-1 per l'Antenore. L'Antenore ancora in possesso palla, ora con Gioele Beraldo, autore dell'1-0. Melchiori che aveva fermato il gol del 3-1. Qui bravo a recuperare Bolzonello, viene fermato in fallo laterale, out per i trevigiani, rientra intanto Riccardo Martini, Stefanutto alleggerisce a destra per Raggi che va a puntare da Re, lo salta, da Re però è bravo a ritornare sui suoi passi, a dar fastidio al 9 bianco-azzurro, una Marca che ancora attacca, si fa vedere Martini e Raggi sul fondo, si prende un calcio d'angolo dopo una bella giocata, dunque corner Marca Fuzzano Montebelluna con lo stesso numero 9 Raggi, pronto a mettere dentro il pallone, ma è bravo ancora qui la difesa dell'Antenore a mettere in laterale intanto Stefanutto per far ripartire veloce il gioco dei suoi, ha domesticato il pallone sulla corsia laterale, ancora un out sempre con Raggi che chiama vicino il capitano Bolzonello, poi scarica di dopo per Stefanutto che ora va da Bolzonello va sul fondo, tiro gol di Matteo Bolzonello, da quasi in posizione impossibile dalla destra, scarica di potenza, un tiro in diagonale che rivediamo, gol Sandro, può solo guardare la traiettoria del tiro e allora la Marca la riapre al minuto 10
ancora 20 minuti dunque di speranze, ed è lunghissima per la formazione trevigiana che recupera ancora un pallone con Raggi sul fondo, fermato questa volta dal capitano Melchiori. La Marca voleva approfittare di questo colpo gobbo, non c'è riuscita, ma è ancora in possesso nella metacampo avversaria con il numero 16 Martini che si apre lo spazio per andare a calciare, ma non trova però il momento giusto. Raggi. Rossi intanto tornato in campo ad aiutare i suoi, qui fermato il capitano della Marca da Darè va sul fondo, la palla per Beraldo che mette in mezzo un pallone, poi Darè la mette dentro, nuovamente avanti sul tuo 2, la formazione dell'Antenore, il binocolo e il cuore di Francesco Darè che firma la doppietta personale. Rivediamo nel replay qua, bravissimo Beraldo a mettere in mezzo un pallone, poi ha fatto con un piccolo di fortuna, forse con il ginocchio. Darè ha messo dentro nuovamente il +2 per i suoi. Intanto c'è il primo fallo di questa ripresa, l'ha commesso proprio il numero 9 Darè, che va a chiedere scusa all'avversario. Il pallone, mi sembra Martini, il pallone era già defilato sulla destra, intervento scomposto del 9 biancorosso. Il direttore di gara intanto fa segno a Darè che sarà lui a decidere dove batterà questa punizione la Marca Futsal Montebelluno, dopo che la formazione dell'Antenore ha chiesto anche, cioè la formazione della Marca ha chiesto il rispetto della distanza. Punizione con Bolzonello sul punto di battuta, e Raggi davanti alla panchina va a dialogare con un compagno di squadra che si sposta. Intanto il tiro di Bolzonello, botta sicura però sulla barriera, palla riconquistata ancora dal numero 10 della Marca, e Raggi, una bella giocata, si riprende la sfera, c'è anche il tocco in corner, qui intanto rimane a terra il numero 9 Darè, un colpo probabilmente per lui alla schiena. Viene allora invitato ad entrare il massaggiatore della formazione dell'Antenore, va a pulirsi gli scarpini anche Carlo Stefanuto, il portiere della Marca Futsal. Darà intanto resta a terra, c'è soltanto l'intervento dei sanitari, deve comunque uscire Darè come da regolamento. Rientra al suo posto Gabriele Enriette che corre veloce per aiutare i suoi in fase difensiva di questa pallenativa. Palla messa in mezzo, deviazione in fallo laterale, l'out con Capitan Bolzonello che ha scaricato subito per Raggi, il blocco Bolzonello, giro palla dietro per Rossi, si muove Martini che riceve il pallone, spalle alla porta, e Raggi, ora Raggi va a puntare Beraldo, e Raggi viene però chiuso, tentativo di inserimento in area. Martini ancora, Riccardo Martini, altro giocatore che ha segnato parecchio quest'anno, 37 gol per lui all'attivo. Questo tiro però esce in modo abbastanza evidente a fondo campo, e ora l'Antenore con Beraldo può ripartire, alla messa dietro per Enriette, capitano Melchiori fermato da Raggi, rimessa laterale per la Marca, l'ultimo toccato è stato l'11 Padovano, già battuta da Martini in questo laterale, il pallone resta lì servito da Stefanuto. Martini ancora, Rossi e Raggi si accentra, e Raggi, il tiro, la deviazione, palla che termina alta in corner, dunque sarà calcio d'angolo per la squadra della Marca. Palla di Raggi, sinistro, fuori di un attimo, qualche centimetro sopra la traversa, il mancino sfoderato del numero 9 Ismael Raggi. Intanto siamo tornati live con il primo fallo commesso dalla Marca, situazione pari in fatto di fallo, con il capitano Melchiori che ha battuto questa punizione. Beraldo, Pesce, Beraldo, Melchiori intanto in fallo laterale, Binotto, out per l'Antenore, già battuto da Melchiori. Go, lancio lungo, troppo
alto anche per Samuele Pesce, che non riesce a mantenere il possesso di palla per l'Antenore, possesso ora tra i piedi della Marca, l'errore, recupera Beraldo va a saltare Stefanuto, c'era una fallo ma dopo proseguire l'azione del direttore di gara, recupera ancora l'Antenore con il tiro di Pesce sporcato in calcio d'angolo. È stato trattenuto Beraldo, aveva comunque resistito alla trattenuta avversaria, è andato a scaricare, bravo Stefanuto a dire di no, però il giocatore avversario, la palla che resta ancora lì tra i piedi dell'Antenore, poi recuperata da Rossi, lo perde ancora la Marca, Beraldo, una finta, il tiro e la palla per Riete che non va a calciare, Melchiori cercava la piazzata, ancora ribattuta dalla difesa della Marca, ultimo quarto di gara, già superato il 15° minuto di questa ripresa con l'Antenore, avanti 4-2 sulla Marca Futalmente Belluna, cerca di andare via Pesce, recupera bene Binotto che lotta, il Pesce a terra, scarica un destro per Stefanuto che apre subito per Martini, movimento palla per Binotto che cerca però di andare via l'avversario, si allunga troppo il pallone, recupera bene Arrietti che voleva uscire sulle porzioni di sinistra, porta il pallone oltre la linea nera che delimita la bellissima Belbote Arena, teatro quest'oggi delle semifinali Under 17. A seguire poi, mentre stanno per andare a cambiarsi, toccherà a Bissuole e Cornelo contendersi il secondo passo, dentro di campo Martini, bravo Go, ancora il pallone che resta lì, poi la tocca sotto porta, ancora il capitano Matteo Bolzonello che riporta i suoi -1, riapre ancora la partita, una partita che non vuole sentir parlare di titoli di coda, brava la Marca a crederci nonostante tutto quello che sta succedendo in campo, ossia con l'Antenore sempre pronta ad importarsi sul +2. Riaperta dunque la sfida al 17° minuto con il bis di Capitan Bolzonello che ha riportato la Marca a ridosso dell'Antenore, un Antenore che però ha sempre comunque il gol di vantaggio da poter amministrare. 13 minuti ancora da giocare, manca ancora tantissimo Melchiori, vedremo se la Marca saprà questa volta trovare il punto del pari, più volte vicina ma sempre punita dal cinismo di un Antenore che qualche sbavatura l'ha commessa. Stefanuto intanto apre a sinistra per Rossi che prolunga avanti per Binotto, brava qui a difesa dell'Antenore, poi però perde il pallone Marchiori, fermato in fallo laterale da Zarè, rientra intanto Galeazzo, Marchiori dietro per Stefanuto va a caricare il destro, il tiro di Stefanuto che costringe al volo destro pericoloso, quello del portiere della Marca che rivediamo con il replay. Marchiori intanto alla distanza, la palla carambola tra i piedi di Binotto che tiene vivo il possesso per i suoi, la giocata di Martini quasi a fondo campo, Martini la finta, cerca di andare via il pallone però era uscito, dunque ripartirà Go con una rimessa dal fondo, palla in mano per il 12 in maglia verde l'Antenore che ha già fatto il gioco palla per il compagno di squadra, recupera però la Marca, non trattiene Tommaso Binotto il pallone sotto il suo scarpino, dunque Antenore che potrà ripartire con una rimessa laterale da Re. Qui recupera intanto Binotto, bravo Binotto a giocare, poi è bravissimo Alessandro Go ad uscire dai pali per dir di no quasi al limite dell'area. Stefanuto intanto la Marca con Rossi, il tiro sul secondo palo, Martini, pallone che resta lì ancora Martini Malchiori, la deviazione in corner, attacca a testa bassa la Marca ma resiste con una linea Maginot perfetta fin qui l'Antenore, è ancora lunga, 11 minuti poco meno, e ancora Marca che ci prova da distanza con Rossi, ancora Go a togliere il pallone dalla deviazione sul secondo palo di Tommaso Binotto, soffre moltissimo l'Antenore ma resiste ancora, palla ancora per Marchiori che va a caricare il destro, non trova però lo spazio per concludere, lo scarico a Martini che torna ancora dal 5 bianco-azzurro, giro palla, fermato in fallo laterale Francesco Rossi, 22 gol per lui in stagione, il pallone non deve essere sistemato bene, bravo, se ne avvede
il numero 5 Marchiori che serve, che scambia, dialogo con Stefanutto. Marchiori poi va a calciare un tiro sporco che si perde sul fondo. Intanto parte Enriette, non aveva perso Martini. Enriette poi non tiene il pallone in campo, girandolo di cambi, rientra con la maglia numero 9, anzi no, con il numero 8 Giuseppe Tedesco. Stefanutto intanto per Rossi, fermato ancora in laterale, altra rimessa pro Marca Futsal. Meno di 10 minuti, scoccato già il 20esimo, va sul fondo, danza sul pallone, una palla in mezzo, velenosa, ma non quel tanto che basta da parte di Tommaso Marchiori, mentre mister Rodriguez chiama il time out a sua disposizione in questo secondo tempo per richiamare i ragazzi dell'Antenore, che stanno soffrendo la veemenza e la maggior freschezza in questo frangente della Marca Futsal, sotto di un gol. Tante emozioni fin qui, 7 gol, ma aspettiamoci di vederne ancora altri, con due squadre che, ricordiamo, l'abbiamo detto in apertura, 226 gol fatti in campionato, 2,34 con quelli di oggi per l'Antenore Sport Padova. La Marca Futsal del Montebelluna ne ha segnati 179 in campionato, più i 6 che ha segnato contro la Mestre Fenice, va a quota 185 e si aggiungono i 3 di oggi, 188. Grandi numeri per due attacchi giovani ma ricchi di qualità. Ripartirà Go dalla sua area di pertinenza dopo il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. Eccolo, si riparte per lunga per Galeazzo, capisce tutto quanto ed esce bene dagli schemi difensivi Giuseppe Tedesco, ma concede però un fallo laterale nel metacampo dell'Antenore. Non ha nessuna fretta l'Antenore a battere questo laterale, ha già iniziato a contare il direttore di gara. Ancora una deviazione in laterale di Raggi, conta il direttore signor Pietro Ferro di Verona, palla prolungata bene per Galeazzo che si gira. Galeazzo, il tiro puntata fuori di fuoco dalla parte opposta, può ripartire allora la Marca con Stefanutto. Rivediamo il replay girato di Galeazzo, si fa fatica a contenere il 20 dell'Antenore, un gran fisico, statura e massa muscolare. Attenzione, intanto palla profonda per Marchiori, recuperato proprio a livello difensivo da Galeazzo, che sa anche difendere, non sa soltanto attaccare, giocatore completo il 20 Patavino. E ricordiamo che qualcuno di questi la settimana prossima salirà anche sul pullman del Veneto per rappresentare il Leone Veneto al torneo delle regioni. Qui intanto si gira Marchiori, subisce 2000 falli ma è bravo comunque a concludere. C'era il vantaggio poi non ravvisato, c'è il fischio del direttore di gara. Viene intanto ammonito il numero 8 Giuseppe Tedesco, c'è un fallo cumulativo. Si arrabbia mister Rodriguez, la rimessa laterale è per la Marca. Il primo cartellino giallo, indirizzo di Giuseppe Tedesco, mi sembra di aver visto il numero 8 con il capitano Simone Melchiori che era comunque andato a calciare. Quindi ancora un tiro per la destra di sotto, il pareggio di Raggi sulla corta respinta di Alessandro Go dal tiro direttamente di Carlo Stefanutto. La corta respinta di Raggi, è rimasto a terra Alessandro Go. Ci sono delle proteste anche di mister Rodriguez. Andiamo a rivedere il replay, il tiro qui di Stefanutto, la respinta corta, poi è arrivato Raggi. Non c'è assolutamente nessun fallo su Alessandro Go. Gol pulito di Raggi, 25esimo, 4-4, lo spettacolo del futsal con le trombe griffate Marca Futsal che fanno sentire il proprio calore ai giovanotti in maglia bianco-azzurra per il gol del pari. Hanno seguito per tutta la partita e hanno trovato ora anche il sigillo del pari. Intanto c'è un
a fallo, il terzo commesso proprio della Marca, già battuta la punizione. Può ripartire allora la formazione dell'Antenore, protegge bene il tedesco, lo ha salvato per tanti istanti il pallone. Stefanuto rilancia sulla sinistra per Bolzonello, il pallone che è rimasto lì danzato, il tiro intanto in due tempi, dice di no Go, che fa ripartire subito i suoi. Antenore in contropiede, ma esce bene Stefanuto dalla propria porta e concede soltanto il laterale. Rivediamo intanto qui il tentativo di tiro del capitano Matteo Bolzonello, rimessa lunga con il corpo Marchiori, poi bravo Darè, riprendersi il pallone, se lo riprende però a sua volta la Marca Fut, che ora attacca sul versante destro con Raggi, fermato in fallo laterale, il 9, autore del gol, che ha rimesso in parità la sfida. Quando mancano poco più di 4 minuti più recupero, in caso di parità andrà direttamente ai calci di rigore. Marca, giro palla della formazione trevigiana, che qui spreca, non si è avveduto Raggi del pallone che stava per arrivare in campo. Intanto ringraziamo il buon Nicola Ciatti, che ci ha già portato la distinta del Cornedo, che a seguire sfiderà il Bissuola nella seconda semifinale. Le due vincenti domani alle 16:30, sempre quella del Mote Arena, si sfideranno per il titolo regionale. Qui intanto tira giù Melchiori l'avversario, c'è il fallo fischiato da Bottolan, poi aveva trovato una porta vuota da riempire Gioele Beraldo. Rivediamo nel replay, è andato a terra, qualche protesta sponda Antenore, però mi sembrava insomma che il tentativo di Simone Melchiori fosse troppo veemente di testa. Intanto in fallo laterale da Re nell'anticipo su Rossi, Raggi a battere il laterale, 3 minuti, Rossi in mezzo, il pallone, deviazione, Raggi si accontenta del calcio d'angolo, forse poteva anche rischiare di toccare sotto porta il pallone, c'è anche il fratello là in piedi a lottare quasi fosse in campo. Palla per Raggi che addomestica il sinistro, spedendo però alto il pallone, e Go può fare ripartire i suoi per Beraldo. In gol nel primo tempo, Darè si distende anche lui in gol assieme, doppietta per il capitano Melchiori, che non c'è il pallone perché va a sinistra verso Galeazzo. Galeazzo si accentra, scarica il tiro potente, deviazione in laterale del numero 5 Marchiori, 2,5 ancora di gioco. Beraldo prolunga per Galeazzo, in anticipo esce bene ancora Marchiori, che non lascia spazio al 20 Patavino. Palla ancora per Galeazzo, che prova lo spazio per girarsi, questa volta ci riesce, il pallone resta lì in due tempi. Il portiere Stefanuto voleva prendersi il pallone, lo ha però scaraventato lontano, mi sembra Rossi. Ancora Antenore in possesso, 2 minuti ancora di gioco, palla per Darè, questa volta Stefanuto protetto il pallone, fa ripartire i suoi, palla per Rossi, va via sotto sei laterale Marchiori, Rossi si accentra, viene però fermato, recupera Darè, lo scambio con Galeazzo, Galeazzo va a calciare con il destro, soltanto la parte esterna dove ci sono gli striscioni biancorossi della Team Giorgione, società che gioca qui le sue sfide interne nel girone B cadetto. Intanto c'è il quarto fallo Marca, una partita che si è, passatemi il termine, incattivita nella finale, ma grandissima onestà e lealtà, 3 ragazzi che sanno sì di avere tra i piedi i palloni che scottano in questo momento, quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto regolamentare di gioco, 29esimo che scocca proprio in questo istante con il possesso dell'Antenore, sparato via lontano il pallone da Darè, quasi paura sulla pressione di Marchiori, palla lunga della parte opposta, la deviazione in corner del capitano, sembrava evidente la deviazione che non è stata però ravvisata, bravo a recuperare qui Binotto, il controbreak Marca, Binotto è rimasto intanto a terra e Beraldo è rimasto a terra, fa sfilare fuori il pallone con grande sportività, la Marca Futsal che si prende gli applausi del pubblico
è rimasto a terra intanto Beraldo. Nella circostanza precedente non c'era stato fallo, ma magari ha messo giù male piede, vedo che si sta toccando forse la coscia, l'interno coscia. Non viene richiesto l'inserimento sanitario in campo, resta sul parquet della Belbotea Arena il numero 2 Gioele Beraldo, mentre il tenore andrà a restituire il pallone. Intanto è finito il tempo regolamentare, aspettiamo anche il segno di recupero, forse l'ha già dato il signor Nicolai Bozzolan, no, me lo sono perso. Marca comunque che attacca ancora con Bolzonello, lo scambio cercato con il numero 7 Binotto, resta lì il pallone. Riette, che rischio per Do, che poi sbaglia tutto, regala il pallone agli avversari. Marchiori per Bolzonello, fermato da Galeazzo, ancora vivo possesso per la formazione della Marca. Futsal che rischia con Rossi, poi è bravo di stendere il pallone avanti per Bolzonello, che però si gira il pallone alla resta di Beraldo, il gol del vantaggio, il pieno recupero di Gioele Beraldo, che riporta i suoi avanti sul 5-4 quando è già scoccato il 31esimo minuto, e questo sì che potrebbe essere la parola fine ad una sfida fantastica, una sfida emozionante che vede nuovamente l'Antenore andare avanti nel risultato. Deve attendere il fischio d'avvio, la formazione della Marca. Ripartirà allora la formazione bianco-azzurra di mister Giobatta Bianchini, un finale incandescente che sta per essere deciso dal gol di Gioele Beraldo. Ancora Marca che ci prova, ora con il portiere tutto riverso nella fase avversaria, palla lunga, recuperato con il petto, gol! E adesso sì che arriva il titolo di coda con Francesco Darè che tocca il pallone, ha segnato 3 gol, una tripletta per portare i suoi alla finalissima di domani. Lo rivediamo nel replay, si è fatto trovare nel posto giusto al momento giusto e ha toccato dentro il pallone perfetto per spingere l'Antenore Sport Padova all'ultimo atto regionale di domani pomeriggio alle 16:30. Siamo qui alla Belbotea Arena contro la vincente di Bisciola e Futsal Cornedo, che si condanneranno il secondo posto tra una manciata di minuti, 45 minuti. Tanto il signor Bozzolan ha il fischietto tra le mani, pronto a dire che la partita è finita, e lo fa in questo momento con l'Antenore che batte 6-4, un'ottima Marca Futsal Montebelluna, una sfida che ha messo in campo tanti talenti under 17. Complimenti all'Antenore, complimenti ovviamente ai biancoazzurri di mister Giobatta Bianchini. Antenore Sport Padova 6, Marca Futsal Montebelluna 4, sono i pattavini a volare nella finalissima di domani pomeriggio, e tra poco scopriremo anche chi tra Bisciola e Cornedo farà da partner nell'ultimo match dell'Under 17 regionale. Stefano Testoni con il ringraziamento a Veneto Futsal, Veneto TV e a Roplot vi dà appuntamento alle 16:30, pochi minuti prima per questa seconda sfida Under 17. Intanto squadre schierate in campo per il meritato applauso, bravissimi tutti quanti, e qualcuno di loro, vincente o perdente, difenderà anche i nostri colori del Veneto. È stato un testone, appuntamento alle 16:25 circa per Bisciola Cornedo.